Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a un'amicizia che mi chiede cosa prevede il vostro Marietto Veneziano per questi tipi. Ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 il The Garda Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Chiaramente tutti possono venire, i link sono sotto qui nella descrizione. Se vi scappa anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto contento. Bene, parliamo un po' dei tempi che verranno. Allora, come ho già detto in altre pillole, più o meno 15 anni un gruppo di misterico di cabalisti mi fece vedere un po' il futuro nella città dove ero, e mi dissero che devo prendere i miei 4 bagagli e subito andare via da lì, perché quel posto, quella città sarebbe stata praticamente spiellata. Mi dissero: guarda, avevo 15 anni, quindi sto parlando di più di 30 anni fa, guarda, tu sei un radiestesista, potrai far mantenere la tua famiglia, i tuoi genitori e te col pendolino, non dovresti avere nessun tipo di problema, ma vai via di qua perché qui la cosa si farà dura. E mi fecero vedere queste cose, quindi non sono previsioni ma sono cose già successe. Poi mi dissero appunto che nel 2010 sarebbe arrivata una crisi a livello mondiale immensa, ma io in quel periodo lì vedevo tutta la gente bella tranquilla in giro, dicevo: ma io qui di crisi non le vedo. Eravamo seduti in una buvette, come ho già raccontato in altre pillole, e mi fecero vedere un po' di cose che in realtà sono già successe. Adesso ritorniamo un po' ai nostri tempi di oggigiorno. Il 2010 è passato, abbiamo visto questa crisi creata dagli Stati Uniti tra il 2007 e il 2009, e qui, come a effetto domino, nel 2010 abbiamo visto i primi effetti disastrosi. Molte persone hanno chiuso la ditta, molte famiglie sono state distrutte, è arrivato l'euro e ha tolto praticamente il 25% della forza industriale italiana, il quale praticamente neanche nella seconda guerra mondiale avevamo perso così tanto. La differenza è che le infrastrutture sono rimaste in piedi e la gente, chi non ha retto il colpo, si è praticamente tolta la vita. Ma la gente non vede che questa è un tipo di guerra asimmetrica, cioè non è una guerra con i proiettili, ma è una guerra economica che fa gli stessi identici danni. La differenza è che ti lascia in piedi la struttura, che poi bisogna a mantenere e tenere lì, anche se è in disuso. Adesso cosa avverrà? Avverrà che in questi periodi qualcuno forse si è accorto che siamo sotto pressione. L'Italia è messa sotto pressione, come mi disse quel ministro politico che aveva parecchie TV quando nel 2000 è venuto a trovarmi. Alla domanda che gli feci: ma chi sono i nostri amici? Lui mi guardò un po' spaesato, mi disse, perché mi sembrava una domanda così stupida, mi disse: guarda che noi tutti sono i nostri amici, anche quelli che noi pensiamo nostri alleati. E la nostra fortuna è che noi siamo una penisola e c'è il mare, se no chissà i problemi che avremo in più. Quindi, cari amici, la situazione come la vede il Marietto? Il Marietto l'ha già vista a 15 anni, ci sarà veramente qualcosa di importante. Questi qui sono i primi sussulti, questo virus creato in laboratorio. Ormai sia politici che non hanno più niente a perdere, nel senso che hanno vinto quel sacro timore dettato un po' dall'ignoranza, sia alcuni scienziati lo dicono a polmoni aperti che molto probabilmente questo virus è stato creato in laboratorio. Non è importante sapere da che parte arriva, per il semplice fatto che, come ho già spiegato altre volte, ci sono dei sarmadi che si rincarnano in Occidente e quindi lavorano sotto copertura in magari agenzie segrete, e quindi noi pensiamo che sia degli Stati Uniti, ma in realtà il mandante è sempre quello dei sarmadi, questo gruppo misterico che governa nell'ombra questo pianeta. Quindi non è importante da dove arriva chi l'ha fatto, perché ormai si sa che è questo gruppo misterico che tramite l'ignoranza comanda il mondo, proprio perché, come diceva Osho, il peccato originale non è la mela, ma è proprio la mancanza di conoscenza. Adesso cosa si può fare? Si può fare prima di tutto attivare tutti i circuiti radionici che uno può fare, e prima di tutto uno deve pensare prima di tutto a se stesso, perché il paradiso di Brissago è sempre lì dietro l'angolo. Io ho visto gente che
sembrava che facesse grandi discorsi, che è destinata ad andare al paradiso Brissago, perché a parole dice una cosa ma nel cuore ce n'è scritto un'altra. E quindi se anche l'acqua, come dicono a memoria, figuriamoci il karma e il Padre Eterno. Quindi cari amici, la prima cosa da fare è sempre cercare di attivare i circuiti radionici, dove il vostro marietto ha messo delle pillole in cui ci sono anche dei riti di abbondanza operativi, in cui si prende in campo anche la luna e le conchiglie, e quindi questo crea dentro di voi, nel vostro ambiente familiare, un ambiente propositivo, perché ognuno deve pensare poi a se stesso. Poi il secondo passo è pensare per la comunità, perché se noi saremo uniti ce la faremo, ma se no, se noi lavoriamo singolarmente per mettere da parte il nostro gruzzoletto pensando che gli altri siano dei fessi, sbagliamo, periremo singolarmente, però non potremo aiutare nessuno se non saremo a livello vibrazionale forti. E poi ci vuole tanta conoscenza, e non certamente di angeli colorati e di arcangeli e di, come si suol dire, canalizzazioni, perché oggigiorno vanno di moda, ma quelli che fino all'altro giorno nei social chiedevano luce colorata, arcangeli colorati, adesso mi sa che sono un po' spariti, nel senso che alcuni ho visto che avevano la tremarella. Quindi lasciate stare queste noeggiate che vengono dall'Occidente, ma anche dall'Est non scherzano, e cerchiamo di capire che in Italia abbiamo i migliori esoteristi e i più potenti maghi che esistono su questo pianeta, e loro sicuramente faranno qualcosa di buono anche per noi, però è chiaro che quello che sta per arrivare sicuramente non è una cosa simpatica. Quindi, ripeto, la prima cosa, attivare tutti i circuiti, poi ascoltare le pillole di legare Marietto Veneziano, e chiaramente lontano dai ponti, perché come vi ho già spiegato altre volte, le prime cose che verranno prese di mira saranno i ponti, e cercare di andare in alcune zone che non sono praticamente bersaglio facile, nel senso che non ci sono situazioni militari, campi militari, roba del genere, perché la cosa sicuramente verrà in divenire. Adesso siamo stati attaccati e avvisati tramite questo virus, ma in futuro sicuramente si muoveranno in altri modi. E chiaramente sostenere sempre il governo, perché questo governo con le forze dell'ordine stanno facendo i salti mortali per cercare di circoscrivere questo attacco. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino in qui e vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.